Grazie agli amici di Scoop e benvenuti all'Incazza News, l'unico TG che dà sfogo alla notizia. In primo piano, il centrodestra blocca la legge Zan, legge che prevede multe e carcere fino a 4 anni per discriminazioni e violenze, per motivi legati a orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Ma il centrodestra dichiara: abbiamo cose più importanti a cui pensare, per queste cose non abbiamo tempo. Ma come non c'è tempo? Sta legge la dovete fare almeno da 30 anni e mo' non c'è sta tempo. Lo trovate il tempo? Che tanto ci vanno 2 minuti. Ma poi stiamo parlando di diritti umani. Cosa c'è più importante dei diritti umani? Spiegatecelo. Ma poi che ci vuole? Ci vogliono 2 minuti, giusto 2 minuti. Allora, ascoltami bene. Voi vi incontrate al Senato, una volta che vi incontrate, voi entrate, vi sedete e fate prima tutte le cose vostre. Le leggi a favore vostro, i vitalizi che non li tagliate, tutte le cose ci mancherebbe. Cioè il lavoro prima di tutto, il dovere vostro, ok. Poi dopo, alla fine, prima di andare via, proprio alla fine, proprio con i cappotti addosso, mentre vi state salutando, vi state scambiando ancora le mazzette, vi fermate un attimo, 2 minuti e fa, aspetta. Ci siamo scudati da fare la legge da zona. Da zona. Sì, è vero, dobbiamo fare una legge per tutti quelli che non riescono a vedere bene le partite. No. Mi sono sbagliato, scusate, volevo dire la legge Zan. Sì, è vero, dobbiamo fare una legge contro tutti quelli che non riescono a vedere bene i ricchioni. Ma io preferivo le partite, pota! Loro invece no, ma non abbiamo il tempo, non riusciamo a metterlo a calendario. Piglio calendario e segni tu giorno che non ci vuole niente, all'anime chi te. Ma invece no, il senatore della Lega Pillon ha detto che questa legge, se viene approvata, toglie la libertà di pensiero. Puh! Questa Lega è una vergogna e si è sempre detto. Caro Pillon, ma quale libertà di pensiero? Ma annuio di quello che pensi tu, ma che ce ne fotta? Voi potete continuare a pensare quello che volete. Il problema sta se il tuo pensiero è quello di scendere per strada e prendere in giro un ragazzo soltanto perché sta sulla sedia a rotelle, è quello di picchiare 2 ragazze che camminano mano nella mano soltanto perché si amano e si vogliono bene. Quello è il problema, perché se avete questo pensiero siete voi che dovete essere maltrattati e emarginati. Tanto sinceramente la legge che difende i scemo come voi ancora la devono approvare. Grazie mille al nostro incazzatore e ritorniamo in studio. No! Ha già sfugato a sta cosa, ma una fotta propria! Sti grandissimi! Grazie mille al nostro incazzatore e ci vediamo alla prossima edizione dell'Incazza News.